Un'altra estate in montagna avrebbe lasciato presto il posto all'autunno. Le mucche in alpeggio brucavano l'erba verde ai piedi del monte Asolone, osservando da lontano gli ultimi turisti svogliati che abbandonavano le località di villeggiatura. Lo stesso rito si compiva uguale anno dopo anno. Lo chiamavano Alpe Madre. Ciao a tutti amici di Dolomiti e Bambini, benvenuti in questo nuovo video e nel nostro canale. Oggi siamo pronti a fare un'altra bellissima escursione nella zona del Massiccio del Grappa. In macchina abbiamo percorso la strada che porta a Cima Grappa, all'altezza di Campo Solagna abbiamo tenuto la sinistra per via Colli Alti fino a trovare il parcheggio gratuito a disposizione e lì abbiamo lasciato la macchina e siamo pronti per percorrere la strada delle Penise fino ad arrivare al rifugio Alpe Madre. Il sentiero che stiamo percorrendo per adesso è veramente tranquillo, praticamente quasi pianeggiante e si chiama strada delle Penise, detta anche strada delle pendici perché percorre le pendici pratose dei Colli Alti verso la Val Brenta. E noi adesso continuiamo e, come vi dicevo, la nostra meta sarà il rifugio Alpe Madre. Ormai siamo quasi a quota 1180 e da un po' abbiamo trovato la prima neve per terra, quindi c'è adesso il contrasto dei colori dell'autunno con la prima spruzzatina di neve. Diciamo che quando la vegetazione sparisce si apre un panorama fantastico. Arrivati in questo tornante, dopo aver percorso 5 km e 3, troviamo le prime indicazioni per il rifugio Alpe Madre. Indica 500 metri e siamo arrivati. Al rifugio Alpe Madre ed è aperto. Ve lo dico perché se magari guardate nei vari social si vede ancora un cambio gestione fatto ad ottobre e poi non viene più scritto se il rifugio è aperto o meno. Comunque vi confermo che è aperto e noi adesso ci fermiamo qui per pranzo.
Abbiamo appena pranzato in rifugio, momentaneamente gestito da dei volontari, perché da come ci hanno riferito i veri gestori arriveranno tra una quindicina di giorni. Adesso, prima di rientrare, proseguiamo ancora un pochino verso la cima del Col del Félinon. Quindi adesso prendiamo il sentiero che parte dietro al rifugio, comunque lì vicino ci sono le indicazioni, e ci dirigiamo verso la cima. Lì giù c'è il rifugio Alpe Madre e qui siamo in cima al Col Fénilon. Adesso stiamo tornando. Che dire, è stata una passeggiata veramente molto semplice, devo dire proprio adatta a tutti, perché all'inizio è praticamente quasi pianeggiante. Infatti tenete conto che per arrivare fino al rifugio sono 6 km più poi altri 600 metri per arrivare in cima al Col Fénilon, e in tutto sono appena 243 metri di dislivello, quindi direi proprio molto molto easy. Noi poi abbiamo mangiato in rifugio, come vi ho già detto. Adesso ci sono dei volontari, i gestori lo prenderanno in mano tra una quindicina di giorni. E niente, noi adesso stiamo rientrando e ripercorreremo lo stesso sentiero di andata. Come al solito, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella, così sarete sempre avvisati quando esce un nuovo video. Anzi, ne approfitto per ringraziarvi, perché da poco siamo arrivati a quota 1000. Per noi è una grande soddisfazione, quindi continuate a seguirci e niente, come al solito io adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!